Aggressioni a danno dei lavoratori che offrono servizi pubblici. Risale a domenica l'aggressione avvenuta ai danni di un'infermiera. Quest'estate erano stati segnalati diversi episodi ai danni di agenti della polizia locale. Un tema che continua a far discutere e che solleva un nuovo appello dei sindacati affinché sia tutelata l'incolumità dei lavoratori. Dipendenti che esercitano servizi essenziali quali la sanità, la pulizia, l'ordine, quindi infermieri, polizia locale, in questo caso nel Turbino, servizi pubblici essenziali. Ci preoccupa la situazione che sta diventando sempre più frequenti, questi casi di aggressione sono sempre più frequenti e ai danni di persone che esercitano semplicemente il proprio dovere nel tutelare la sicurezza e i diritti e la salute delle persone, dei cittadini. Il secondo caso in una settimana dopo quello avvenuto presso il pronto soccorso dell'ospedale di Vicenza. È riprovevole che avvengano questi fatti a danno di cittadini che servono il lavoro pubblico per i nostri cittadini. Chiediamo a tutte le istituzioni di intervenire perché questi fatti non avvengano e il personale sia tutelato durante la propria attività di lavoro.